Quindi questa palude era sempre lavorata? Sempre tagliata. Tu l'hai vista lavorata fino agli anni 64-65 in maniera perfetta, proprio a giardino, tirata a giardino, questi bei cespoli, questi bei bari, questi bei fontanassi, rasai in perfetto, qui sono bei mari. Dopo nel mese di luglio e di agosto c'è il periodo che l'acqua sul palude si alza in maniera impressionante, sai perché? Perché ad aprile-marzo incominciano a smuoverci le acque dei ghiacciai e la neve incomincia a fare pressione in faglia e il massimo arriva proprio ad agosto. E quindi quando che era agosto, il periodo che te avevi in mari, del foraggio, de strame, de palude, tu ti trovavi con l'acqua che e quindi per andare dentro sommergeva. E tu dovevi portare fuori questo strame. Allora, sui ghebi, sui canali ti andavi tranquillamente con la barca, ma poi avevi dei tratti da dover fare in mezzo ai moiassi, si diceva, i moiassi era della palude con tante fontanelle dove che tu potevi camminare sopra i ceppi del carice o della palude, cioè sopra gli escari, noi altri che dicevamo, no? Dove invece insisteva il canetto, lì si antropizzava il terreno, diventava bello duro solido di solito e lì camminavi bene. Avevate delle patte? Ghiera e toete, e patè e toete, insomma, non era altro che una toia bella grande con una striscia di cuoio sopra, piantata con 4 chiodini alla buona di Dio, e quelle servivano per avere un appoggio più ampio in modo che tu non potessi andare Mi nominavi questa barca, sì. Adesso è una questione etimologica, ma come la chiamavate? Niente, la barca del SIE, la barca a cassa da morto, a casea da morto. No, a casea da morto perché aveva un senso. Ma anche dicevate all'epoca? Sì, è casea da morto. Sì, si diceva anche così, sì, ma certamente. Ma dove salta fuori adesso questo nome? Pantana, ma Pantana, cioè per i più colti, per i signori che veniva. Chiamare casea da morto, chiamare a barca, non era una roba corretta, fine, esatto. E ora che era più eruditi e si volava sul fango, su poca acqua, e gli ha dato il nome la Pantana, la barca. Per questo viene sempre messa tra virgolette, perché questa parola etimologicamente non è mai stata classificata da chi che fa i vocabolari, no? E quindi sti nobili gli ha dato il nome di Pantana. I nobili veneziani, i nobili trevisani, i signori che basicava il corso del fiume Sile. Questa è la storia che noi conosciamo. Ma il nome più diffuso era? A barca da Paiù, a barca da Paiù a casea da morto. Questa è la storia.